Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, proviamo a fare qualche partita con mosse divertenti e andiamo a vedere come andrà a finire. E andiamo all'attacco. Abbiamo il bianco, ok, abbinamento casuale contro un 2270, ok, andiamo a vedere cavallo F3, D5, giochiamo C4, ok, giochiamo E3, giochiamo un'apertura un pochino, un sistema di sviluppo abbastanza casual, che potete anche voi giocare, ok, a questo punto ho giocato C5, adesso ci sviluppiamo semplicemente in questo modo. Adesso possiamo a volte doppiare i pedoni, arroccare, giocare di 4, andiamo a vedere come continua. Ok, adesso qua arrocchiamo, poi magari giocheremo di 4, un sistema di sviluppo totalmente normale. E adesso posso anche prendere, no? Posso prendere di 4, ho dato la coppia degli alfieri, ma lui è un pedone isolato, qualche debolezza, vediamo come continua. Ok, a questo punto ha giocato alfiere C5, ora potrei giocare cavallo E5 o prendere, ma sì, prendiamo. Questa dovrebbe essere una posizione senza grandi rischi. Ok, adesso giochiamo cavallo C3, poi torre C1, poi possiamo manovrare i cavalli verso il centro. Ok, torre C1 non deve essere male. A questo punto, ok, ho giocato alfiere D6, ora a questo punto giochiamo cavallo E2, no? Per portare i cavalli a convergere lungo queste caselle. Ok, se si cambiano i pezzi lui dovrebbe avere, no? Un po' di debolezze per il finale. Va bene, a questo punto ho giocato cavallo E4. Bene, giochiamo donna di 4, no? Perché donna di 4 ci permette di attivarci, magari a volte se minaccia qualche attacco da matto. Ora lui dovrà correre ai ripari, penso. Ok, va bene, a questo punto potremmo giocare torre di 1 magari, no? Torre di 1, incrementando la pressione contro il punto in D5. Sì, questa posizione dovrebbe essere discreta per noi. Magari miglioriamo un po' la posizione del cavallo. Vediamo un po' come continua la partita. Ok, donna E7, lui ha lasciato questa debolezza e se inizio ad attaccare magari con cavallo C3 per poi giocare cavallo D5, adesso giochiamo cavallo F4, lui ha l'opportunità di cambiare questo cavallo, però così darebbe un po' la sua coppia degli alfieri e sarebbe interessante. Ok, ha lasciato il pedone, ma sogno son desto, perché dicono che un pedone sia un pedone. Allora prendo, ok, prenderei in H2, è vero, però sono tentato dal prendere D5. Prendiamo in D5 o no? Cosa fare? Potrei anche aspettare un po'. Ok, cavallo per D5, alfiere per H2, cavallo per H2. Ma proviamo a prendere e vedere cosa succede. Lui prenderà in H2 penso, no? Dopodiché giocherò cavallo per, perché deve dare una scoperta, perché sennò ha partita persa. La partita è molto molto interessante a questo punto. Qualsiasi cosa può succedere ora. Vediamo un po' come saranno gli sviluppi. Ok, ora mi aspetto alfiere per H. Non ha giocato alfiere per H2. Ok. Ha giocato donna E6. Va bene, una mossa anche questa senza dubbio rispettabile. Va bene, a questo punto proviamo a pensare cosa giocare. Potrei giocare magari donna C4, provando a creare un attacco raggi X contro la sua donna. Potrei anche giocare cavallo F4 contrattaccando la donna. Se prende in F4 potrei prendere in D8 due volte. Sì, cavallo F4. Sì, se non vado errato dovrei avere più materiale, no? Ho preso un pedone, perché dovremmo stare male? Vediamo un po' come va. Ok, adesso cambio. Che forse si è dimenticato questo cambio. Adesso ho preso due torri per la donna, dovrebbero essere meglio due torri e per. Ora, se non vado errato, il bianco dovrebbe stare un pochino meglio, no? Perché due torri dovrebbero valere un pochino più della donna. Abbiamo meno tempo. Sempre un po' di vantaggio di materiale, non guasta mai. Che qualche pedone in più. Ok, tutto aperto, la partita è aperta, tutti i risultati, perché magari riesco a creare un attacco contro il mio re, non so, l'alfiere Campochiaro, vediamo. Ora torniamo indietro perché non si sa mai, poi magari inchiodo, perché non ho interesse a provare a vincere tatticamente, il mio vantaggio è di materiale, il mio vantaggio è di lungo termine. Ok, a questo punto giochiamo. Potrei giocare G3 anche per difendere il pedone, no?
o sì, giochiamo G3, indebolisco un po' le case chiare, però proverò a cambiare questo alfiere. Ok, ora gioco cavallo di 4. È vero che la sua donna è abbastanza attiva, però se riusciamo qua ad organizzarci, il bianco dovrebbe avere una buona posizione. Ok, adesso ho giocato alfiere di 7, va bene, adesso torre C2 per difendere un po' F2. Va bene, adesso anche no, F3 no, scherzo, torre C1 e magari gioco re G2 F3, no? Se viene permesso. Vediamo un po', re G2 e magari F3. Manca poco tempo, però poi dopo magari si riesce anche a creare un po' un attacco con le torri. Vediamo un po' cosa succede. Ormai è tutto un po' un terno all'otto. Bisognerà vedere chi vince nel... Ok, qua abbiamo preso un pezzo. Ok, molto poco tempo, lascio la qualità in presa, però tutti i pezzi si difendono da soli. Dovrebbe essere difficile per lui ora. Gioco H3, presa. Ok, doppio. Ok. Ora se gli tolgo tutti i pedoni, non posso più perdere di tempo. Ora una seconda donna. Ora proviamo ad andare a dare matto con le due donne. Ok, abbandonato. Una partita molto molto vincente, una lotta all'ultimo sangue. Vediamo di fare un'analisi, vedere che cosa è successo in questa partita. Ok. Vediamo, qua in questa partita ho giocato cavallo F3, mi ha giocato D5. Qua ho giocato una partita senza grandi pretese. E qua adesso lui è un pedone isolato. Ok, adesso il motore dice che sto un pochino meglio. Questa è una debolezza di lungo termine. E qua a un certo punto, ok, ho manovrato con i cavalli. Ancora il computer conferma con leggero vantaggio. E4 F6, adesso forse potevo giocare cavallo F4 subito. Ho messo la torre in D1, donna E7, cavallo F4 prendendo di mira il pedone. Se gioca alfiere perde la coppia degli alfieri, poi posso giocare penso donna E3, cavallo D4, F3, sto un po' meglio. Ok, do torre D8, ecco qua adesso non so se ho fatto bene ad accettare la sfida, perché qua probabilmente sì, potevo stare fermo, giocare donna D3, devo stare meglio alla lungo, ho avuto fretta, ho giocato cavallo per D5, ecco come dicevo lui avrebbe potuto equilibrare con alfiere per H2, anche se dopo cavallo per H2 avrei sempre un vantaggio piccolo ma significativo, no? Perché per esempio se ricattura in D5 il materiale è pari, per via di questo alfiere kamikaze, ora posso giocare donna B6, posso provare a entrare in settima, posso provare a giocare F3 4 limitando i suoi pezzi, il cavallo potrebbe tornare in gioco attraverso cavallo G4 e 3 e sarei abbastanza felice. Il nero invece ha giocato donna E6, a questo punto ho giocato cavallo F4, ecco sì, ora se sposta la donna un pedone in meno, lui mi dà la scoperta ma io prendo due torri per la donna, la posizione è complicatissima, il motore preferisce un pochino il bianco, ecco qua sì, lui doveva provare a cercare controgioco con donna G4 per minacciare il pedone in G2 a Gx, provare a riprendere, no, il pedone in meno, donna E7 è stata un po' lenta, dopodiché ora c'è molto poco tempo, mi difendo, qua un po' di attacco, ma io mi consolido, uso il mio materiale per consolidarmi, ora gioco re G2 per scacciargli tutti i pezzi, e qua c'erano pochi secondi, 23 secondi contro 39, e qua inizia a fare follie, gioco cavallo per F3, il punto è che ho messo tutti i miei pezzi in difesa, la torre controllo F2 non ha entrate, a questo punto ho molto poco tempo, quindi faccio una mossa qualunque, perché anche se mi prende un vantaggio di materiale gigante, torre e due pezzi leggeri sono superiori alla donna. A questo punto ok, questa è partita vinta per il bianco, ma ho 19 secondi, non c'è tempo per creare un piano, devo muovere quasi a caso e creare dei trucchi, tutti i pezzi che si difendono da soli, non ho nessun pezzo in presa, ecco questo è un trucco se avete poco tempo, guardate, tutti i pezzi si difendono reciprocamente, non ho nessun pezzo indifeso, esposto agli attacchi della sua donna, ancora tutti i pezzi si difendono veloci, e qua ho mosso, oh, chiedo scusa, sono andato avanti, dove ero? Ok, stavo facendovi vedere qua un trucco, qua in un decimo di secondo alfiere di 4, ancora ogni pezzo si difende da solo, se gioco torre di 2 ogni pezzo si difende a vicenda, non ho nessun pezzo in presa, nessun pedone in presa, questo è molto importante quando si gioca contro la donna, qua sto muovendo più veloce di lui
E qua adesso ho giocato G5 che si autoindebolisce il re, re H2 per dare una scoperta. Lui ha spostato il re ma prende lo stesso, non più una scoperta ma un attacco doppio che è vincente. E prendo la donna, ora questa fase sì, io pensavo che lui mi riprendesse, quindi ho mosso veloce la torre, l'ho messa in presa. Però, non mi poteva riprendere perché era scacco di scoperta e qua stavo giocando proprio per non perdere di tempo, quindi qua adesso non so se le mosse erano corrette, volevo eliminargli tutti i pedoni. Poi devo andare velocemente a donna, qua non importa la precisione, ho 10 secondi, devo fare veloce, quindi prendo la seconda donna e poi preparo il matto della scaletta. Se avesse continuato a giocare avrei vinto così. Una partita avvincente, spero che vi sia piaciuta e ci vediamo presto con altre partite. Alla prossima!